noi molto a cuore, ovvero quella dei rifiuti. È un problema molto sensibile per Triggiano, perché credo è sotto gli occhi di tutti, purtroppo, la discarica a cielo aperto che c'è in ogni angolo del paese. Stasera vedremo le parti tecniche, andremo anche nello specifico dal punto di vista legislativo e legale per quanto riguarda la gestione di questi rifiuti. Non vi voglio rubare molto tempo, anche perché abbiamo aspettato già un po', e quindi do subito la parola all'ingegnere ambientale Bartolomeo Lucarelli, che ci esporrà la parte tecnica. Buonasera a tutti. Allora, quest'oggi darò un contributo per far vedere cosa prevede la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, quali sono le prospettive e gli impatti, ma soprattutto dare uno specchio su cosa prevedono le normative e cosa invece viene fatto qui in questo territorio di Triggiano. Allora, cosa dice innanzitutto l'Europa? Perché questo è importante? Perché molti devono cominciare a capire che ciò che dice l'Europa non sono dei consigli, ma sono delle frasi cogenti, quindi degli obblighi che dobbiamo rispettare, pena pagamento di multe abbastanza salate. E quindi la direttiva quadro in materia di rifiuti è la direttiva 2008 del 98 e, come vedete, elenca la gerarchia dei rifiuti, cioè cosa significa, quali sono le operazioni in ordine di importanza che devono essere fatte nella gestione dei rifiuti. Quindi abbiamo la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento. Quindi già da questa prima slide possiamo vedere che il recupero, anche sotto forma di energia, e lo smaltimento, soprattutto lo smaltimento, sono le forme che la Commissione europea dice che devono essere come ultima priorità, come ultima alternativa alla gestione dei rifiuti. Poi ci sono alcune differenze di vocaboli, cosa significa riutilizzo, cosa significa riciclaggio, cosa significa recupero. Anche in questo caso sono messe in ordine di priorità. Il riutilizzo sarebbe l'utilizzo ripetuto del prodotto per lo stesso scopo, quindi lavare le bottiglie usate. Qui è particolare il discorso perché nel caso del riutilizzo spesso non vengono classificate come rifiuti, quindi è probabile che la materia non diventa rifiuto ma rimanga materia prima. Poi abbiamo il riciclaggio, quando i residui vengono reintrodotti nello stesso ciclo di provenienza, per esempio il coccio di vetro nelle vetrerie, e infine abbiamo il recupero, cioè dove i residui, cioè i rifiuti di un ciclo produttivo, finiscono in un ciclo produttivo diverso. Per esempio le celle da combustione vanno a finire nella produzione di cemento. E poi abbiamo l'articolo 11 che sono gli obiettivi, perché le direttive fissano anche degli obiettivi di riciclaggio e di recupero. Entro il 2020, come si vede dalla slide, non so se si legge bene, ma abbiamo l'obiettivo del 50% da raggiungere entro il 2020. E vediamo qual è la produzione di rifiuti urbani nell'Europa. Vediamo che più o meno dal 2010 al 2012 abbiamo tra i 500 e i 400 chilogrammi per abitante. L'Italia si attesta, lo vedete nell'ultima slide, si attesta nel 2012 a 505 kg rifiuti prodotti per ogni abitante. E come vengono smaltiti questi rifiuti? In rosso, vedete la parte di sotto, è la parte smaltita in discarica. In giallo la percentuale dei rifiuti portata all'incenerimento, in azzurro quella che viene portata al riciclaggio e in quella verde il compostaggio. Come vedete ci sono già paesi europei che ricorrono alle discariche in maniera abbastanza residuale, seppur talvolta hanno un utilizzo smodato degli inceneritori, ma hanno obiettivi per ridurre anche la percentuale che va trasmessa agli inceneritori per il riciclaggio. Vediamo quindi la produzione di rifiuti pro capite, cioè a testa, in Italia. In Italia abbiamo detto, 2012-2013, come vedete il trend è in diminuzione, cioè la percentuale la produzione di rifiuti pro capite, cioè i rifiuti prodotti a testa, sta diminuendo con l'andare del tempo. E questo perché? Confrontando l'andamento della produzione di rifiuti con l'andamento del prodotto interno lordo e la spesa delle famiglie, salta subito all'occhio una correlazione abbastanza evidente. Le famiglie vanno sempre in difficoltà dal punto di vista economico, questo significa che difficilmente o con più parsimonia accedono fanno la spesa, per dirlo in maniera abbastanza brutale, e quindi chiaramente si evita di produrre rifiuti perché semplicemente c'è una diminuzione dei
percentuale di raccolta differenziata in funzione della grandezza del comune. Io ho evidenziato la fascia afferente al comune di Triggiano. Come vedete abbiamo una percentuale di raccolta differenziata per i comuni tra i 15.000 e i 30.000 del 13,4%. Triggiano nel 2013 ha una raccolta differenziata del 43%. Cosa significa? Significa che mentre gli altri comuni tra i 15.000 e i 30.000 abitanti hanno già una percentuale tra 50 e 70%, parliamo sempre del 2013, Triggiano è ancora ferma al 43,16%, parliamo sempre del 2013. Ancora, quanto costa smaltire i rifiuti? Confrontando le varie voci di cui viene composta la tariffa dei rifiuti, vediamo che nel 2013 fino al 2013 i costi sono sempre andati aumentando. Lo vedete benissimo, soprattutto i costi, la prima riga che si vede male purtroppo, soprattutto quello che riguarda i costi di conferimento dell'indifferenziato, cioè verso le discariche. Andando avanti, e a Triggiano, cosa succede a Triggiano? Prendendo in considerazione le delibere del comune di Triggiano, vediamo che i costi sono diminuiti dal 2013 al 2014, però c'è da fare un'osservazione. Ho riassunto in questa tabella nel 2013 i costi sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Come vedete, dal 2013 al 2014 il costo totale dello smaltimento dei rifiuti è passato da 4 milioni e 3 a 4 milioni. Voi potreste dire che è un buon risultato, abbiamo diminuito i costi, però questo deve confrontarsi con il numero di rifiuti prodotti. Perché? Perché dal 2013 al 2014 c'è stata una sensibile diminuzione dei rifiuti prodotti, quindi significa che abbiamo speso meno come comune di Triggiano. Perché? Perché i rifiuti erano di meno. E se andiamo a fare un confronto ancora più dettagliato, cioè quanto abbiamo speso per ogni chilo di rifiuti smaltito, vediamo che nel 2013 abbiamo speso 44 centesimi per ogni chilo di rifiuto, nel 2014 la situazione è ancora peggiorata. Siamo andati a spendere come comune di Triggiano 45 centesimi di euro per ogni chilo di rifiuti. Se confrontiamo questi costi con quello che accade nel Sud Italia il valore medio è 37 centesimi nel 2013, anche quel dato è riferito al 2013. Quindi se Triggiano avesse speso per i rifiuti quanto la media diciamo, italiana, avrebbe speso anziché 4 milioni e 3 milioni e 3. Quindi in teoria, sulla base dei valori medi, Triggiano ha speso 1 milione quasi più di euro rispetto a quello previsto. Ancora, abbiamo detto che quello era la spesa media per il Sud Italia, ma se andiamo a fare la classifica per comuni simili, cioè per comuni compresi tra 10.000 e 50.000 abitanti, vediamo che la situazione è ancora più drammatica. Perché mentre nel 2013, come abbiamo detto, il comune ha speso 44 centesimi per ogni chilo, gli stessi comuni simili, hanno speso 25,56 centesimi per ogni chilogrammo, cioè quasi la metà. Quindi si sarebbero spesi, se fossimo stati in linea con questa media, come comune di Triggiano, 2 milioni e mezzo di euro a fronte invece dei 4 milioni e 3 realmente spesi. E c'è una spiegazione. Sempre uno studio dell'Altesis, che si basa su dati ISPRA, colloca tutte le regioni italiane in funzione della loro dipendenza dalle discariche. Se riuscite a vedere dove la Puglia è nel riquadro più in basso a sinistra, vengono definite tra le regioni critiche, cioè sono regioni che fortemente dipendono dall'utilizzo delle discariche e della loro gestione dei rifiuti, e questo, come abbiamo detto, non è una cosa ben vista a livello europeo, per cui siamo stati già puniti con procedure di infrazione. Sempre questo studio però mostra una cosa molto importante. Se noi avessimo come Italia rispettato gli obiettivi, o ci poniamo l'obiettivo di rispettare gli obiettivi europei, cosa succederebbe? L'occupazione passerebbe da 68.300 persone attualmente impiegate nella raccolta differenziata a 195.000 impiegati. Quindi parliamo di un salto molto evidente dell'occupazione. Per non parlare degli investimenti, la costruzione di nuovi impianti di compostaggio e separazione creerebbe un indotto di 16 miliardi di euro,
La cosa abbastanza interessante da far notare è che questi soldi verrebbero spesi nella maggior parte dei casi al sud, perché il sud, diciamo la regione d'Italia che è più carente di questa tipologia di infrastrutture. Come sono composti in genere i rifiuti urbani? Mediamente hanno la composizione che è simile a questa, cioè hanno un 30% di residui alimentari, carta e cartone e via dicendo. Perché viene fatto questo riferimento? Perché molti sottovalutano che tra i costi ambientali c'è la degradazione, cioè il tempo di degradazione, cioè quanto tempo ci mette un rifiuto abbandonato a essere recuperato e biodegradato dalla natura. Per farvi un esempio, mentre i fazzolettini di carta riescono a essere decomposti in 3 mesi, se guardate le bottiglie di vetro ci mettono oltre 4.000 anni. Quindi i comportamenti anche virtuosi dei cittadini devono prendere in considerazione anche questi dati che sono abbastanza importanti. Faccio notare anche le plastiche da 100 a 1000 anni, il polistirolo addirittura oltre i 1000 anni e infine le schede telefoniche anch'esse oltre i 1000 anni. Un costo che però spesso viene sottovalutato dal punto di vista della gestione dei rifiuti sono i cosiddetti costi ambientali. Cosa significa costi ambientali? Come vedete qui da questo schema, che è abbastanza complicato, l'impatto sulla gestione dei rifiuti, sull'ambiente, è di 2 tipi. Lo vedete al centro, sia per le emissioni dovute quindi all'inquinamento di aria, suolo e acqua, ma sia perché le emissioni entrano all'interno del ciclo alimentare. Queste complicazioni spesso sono dimenticate perché questi costi in genere non vengono sostenuti dai privati ma vengono sostenuti dalla pubblica, dal servizio pubblico, perché molto spesso il soggetto inquinatore o non si trova o è insolvente. E quali sono questi costi ambientali? Cioè come li possiamo stimare questi costi ambientali? Sempre questo studio nota che per solo quello che riguarda i costi relativi all'inquinamento, l'utilizzo delle discariche ha un costo aggiuntivo di 10 euro a tonnellata di rifiuto. Quindi attenzione, se Triggiano smaltisce 9.000 tonnellate l'anno, quelli 9.000 devono essere moltiplicati per 10 euro a tonnellata ad anno. Quindi parliamo di costi ambientali che si sommano durante gli anni e che poi diventano insostenibili. E poi stessa cosa per l'incenerimento. L'opzione di incenerimento, come vedete, va da 4 a 13. La forbice è un po' più ampia perché molto spesso gli inceneritori operano con un recupero di energia che riesce più o meno a recuperare una sorta di risarcimento. A questi però vanno aggiunti i costi privati, cioè quelli che dicevo prima, gli oneri di bonifica, perché in genere gli oneri di bonifica vengono classificati come costi privati, cioè che per il principio che chi inquina paga dovrebbe sostenerli il soggetto inquinatore, solo che in genere è difficile andare a recuperare questi soldi e questi soldi si quantificano più o meno 40 euro a tonnellata per le discariche e 100 euro a tonnellata per gli impianti di incenerimento. In ultimo, i costi sociali, i costi sulla salute umana. Il progetto SESPIR ha simulato tre impatti da 3 tipologie di impianti diversi: gli inceneritori, le discariche e gli impianti di trattamento meccanico e biologico. Concentrandosi su inceneritori e discariche, che sono quelli più rilevanti, è stato preso come buffer di esposizione, cioè l'area in cui la discarica potrebbe inquinare solamente per questo studio 3 km, gli inceneritori, per le discariche 2 km. Facendo questa simulazione escono dei dati allarmanti. Guardate l'incidenza dei tumori, a fronte di una popolazione esposta di più o meno 240.000 persone, abbiamo per ogni anno 42 persone esposte al tumore e 232 con danni permanenti. Mentre se dovessimo rispettare gli obiettivi europei con una piccola percentuale di incenerimento, vedete, sarebbero comunque alti. Guardate, 27 morti per tumore e 152 persone soggette a disabilità gravi. Stessa cosa per la discarica, abbiamo 8 neoplasie specifiche, cioè quindi sono malattie imputate esclusivamente all'utilizzo di inceneritori o discariche,
101 malati con disabilità gravi, quindi con l'obiettivo invece europeo abbiamo un malato di tumore e 6 disabilità gravi. Chiaramente queste disabilità dell'obiettivo che viene indicato con Green 2020, queste disabilità sono solamente considerate perché sono considerate attive piccole percentuali di incenerimento, che qualora dovessero essere eliminate chiaramente andrebbero a togliere quei dati che qui vediamo. Quindi in conclusione, ricorrere a discariche e inceneritori economicamente non è conveniente, perché abbiamo visto che l'utilizzo della discarica fa aumentare i costi relativi allo smaltimento, ha impatti rilevanti sulla salute umana e sull'ecosistema. Esistono alternative tecniche gestionali e mentre in Europa, come abbiamo visto, sono tecnologie che stanno a essere abbandonate, perché abbiamo visto che ci sono paesi che già non ricorrono più o in maniera molto marginale alle discariche, sono quindi escluse dalla priorità nella fase di gestione dei rifiuti. Da noi perché si fa? Semplicemente perché è una fonte inesauribile di guadagno per il privato, perché è chiaro che le tariffe, nonostante la diminuzione dei rifiuti in questi anni, le tariffe sono aumentate. C'è da chiedersi il perché, perché forse sono aumentate le tariffe che vengono consegnate nei contratti del privato. Stessa cosa dicasi degli inceneritori, che guadagnano anche di incentivi pubblici nella nostra bolletta. Quindi, in conclusione, da noi si fanno discariche e inceneritori non perché conviene al pubblico, ma perché conviene al privato. Grazie a tutti. Ringraziamo Bartolomeo per averci esposto queste problematiche in maniera abbastanza tecnica e per averci detto quali sono i problemi che poi comporta sulla nostra salute. Problema che ad oggi tutti quanti sottovalutiamo. E ora passiamo subito la parola al nostro portavoce alla Camera, Giuseppe Labate, che è della nostra zona, è di Polignano, quindi conosce abbastanza bene i problemi della nostra zona. Infatti ora ce ne parlerà un po'. Prego. Buonasera, grazie a tutti per essere qui. Ringrazio anche l'ingegnere per l'ottima relazione e voglio partire proprio dall'ultimo punto che lui ha toccato, cioè il fatto che le discariche servono ai privati perché serve a loro far soldi. Allora questo è qualcosa che fino ad oggi non tutti sapevano, perché era sempre stato nascosto ai cittadini, nessuno sapeva realmente gli interessi che c'erano dietro ai rifiuti. Poi dagli ultimi anni sono scoppiati i vari scandali e quindi i cittadini hanno preso consapevolezza anche del fatto che queste discariche portano soltanto a distruggere l'ambiente, poi anche la salute dei cittadini, ma tutto quello che c'è dietro realmente alla gestione dei rifiuti siamo riusciti a scoprirlo qualche mese fa, un anno fa circa, quando grazie alla pressione del nostro vicepresidente alla Camera, di Luigi Di Maio, siamo riusciti a togliere il segreto dalle dichiarazioni che Schiavone, il pentito della Camorra, rilasciò durante una commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Beh, io vi invito a cercarla su internet e a leggerla, perché le dichiarazioni di Schiavone sono raccapriccianti. Loro, i casalesi, la Camorra, quindi tutta questa malavita organizzata, diceva che ha sepolto, ha interrato rifiuti ovunque, e non parlava solo di Campania. Lui nelle sue dichiarazioni dice esplicitamente che i rifiuti sono stati interrati anche in Puglia, in Calabria e in Basilicata. E in Puglia lui fa riferimento ad alcune organizzazioni criminali pugliesi e dice che sono state interrate un po' ovunque, proprio nella nostra zona, qui nel Barese, nella Trigiano, Conversano, dove ci sono poi tutte le discariche anche attuali. E noi ci siamo occupati subito anche del problema della discarica Martucci, perché il cittadino quando butta via il rifiuto poi non sa realmente quel rifiuto che fine fa, dove va, e quello va, siccome non viene fatta una raccolta dei rifiuti in maniera virtuosa, quindi
una raccolta differenziata efficiente, una riduzione, che quella raccolta differenziata dovrebbe già essere la terza priorità. In realtà, vedendo proprio la direttiva europea, noi dovremmo già ridurre a monte il rifiuto, come facevano i nostri nonni. I nostri nonni sostanzialmente erano molto più virtuosi di noi, perché riutilizzavano gli stessi oggetti. Nel momento in cui è entrata nell'uso comune quel maledetto uso dell'usa e getta, abbiamo avuto subito il problema di rifiuti, quindi dove interrare, perché ne produciamo molti. Allora questo rifiuto che noi buttiamo in realtà poi va a finire quindi in discarica. La discarica Martucci a Conversano, qui vicino, a pochi chilometri, era una di queste discariche dove arrivava di tutto. E qualcuno pensa alla discarica, può pensare, vabbè, se c'è un posto che è dichiarato legittimo da parte dello Stato per poter stoccare i rifiuti, allora significa che sarà un posto sicuro. Beh, l'episodio della discarica Martucci ci fa capire che in realtà così non è, perché queste discariche gestite dai privati ovviamente hanno un solo obiettivo, che è quello di fare profitto, e quindi loro interrano di tutto, non rispettando le leggi, non rispettando i requisiti di sicurezza ambientale, e da lì, grazie all'eroico gesto di un ex dipendente, Domenico Restingi, noi oggi sappiamo che lì è stato stoccato praticamente di tutto. Sono stati coltivati anche terreni, e quindi vitigni al di sopra dei rifiuti, ed è stato tutto interrato senza che mai nessuno sapeva nulla. Allora qualcuno può pensare che a Conversano alla fine, io butto il rifiuto da qui, tanto va lì, io sto a X chilometri da Conversano, non mi tocca. E invece no, ci tocca da vicino a tutti, proprio perché quella frutta e quella verdura che per anni è stata coltivata su quei campi, sicuramente l'abbiamo mangiato un po' tutti. E lì sono stati trovati tre pozzi di acqua che venivano utilizzati per l'irrigazione di questi campi, contaminati. Allora dobbiamo sapere che a valle della discarica Martucci, perché la falda è in pendenza verso Mola e Polignano, a valle della discarica Martucci ci sono altri 12 pozzi di acqua che vengono utilizzati ancora tuttora regolarmente dagli agricoltori, e non sappiamo lo stato delle acque di quei 12 pozzi, perché la Regione Puglia non ha ancora monitorato lo stato di quelle acque da più di 2 anni. Erano stati stanziati 500.000 euro per monitorare, ma in realtà non è stato fatto assolutamente nulla. Notizia di qualche settimana fa, si dice che adesso probabilmente, però noi non ci fidiamo, ovviamente, perché gente che ha inquinato il territorio per anni lucrandoci, non possiamo più fidarci di queste persone qui, dovrebbero fare i monitoraggi delle acque. Quindi il gestire questi rifiuti in questo modo è qualcosa di criminale. Ed oggi, purtroppo, fino ad oggi, chi ha inquinato il nostro territorio non ha mai pagato. Non ha mai pagato per un semplice motivo, perché la legge non obbligava nessuno di pagare. La gestione dei rifiuti, quindi fatta in maniera illecita, aveva semplicemente una pena amministrativa, praticamente come se parcheggiassimo l'auto in divieto di sosta. Quindi avevi la multa, pagavi la multa al massimo quando ti beccavano e nient'altro. Bene, da quando è entrato il Movimento 5 Stelle ci siamo impegnati in Parlamento e siamo riusciti finalmente a far approvare, dopo 21 anni, la legge sui reati ambientali. Quindi da oggi in poi finalmente mettiamo un punto a tutto quello che è stato fatto, e da oggi in poi chi inquinerà pagherà realmente e rischierà 20 anni di carcere. Quindi questi sono già dei cambiamenti che stiamo portando avanti, che ovviamente noi non sentiamo ancora, non percepiamo ancora, perché in realtà noi non sappiamo neanche uno stato di legalità come funziona. Non abbiamo mai vissuto in uno stato legale, quindi non sappiamo come può essere uno stato che faccia rispettare realmente le leggi per tutelare i cittadini. Allora è qualcosa che vedremo più in là, gli effetti li vedremo più in là, ma già stiamo cambiando il paese anche da opposizione. Siamo riusciti a far passare un emendamento in un decreto che
che consente di dare degli sgravi fiscali ai ristoratori e ai commercianti che fanno il vuoto a rendere, questa ottima pratica del vuoto a rendere. Quindi stiamo intervenendo in realtà, stiamo già cambiando qualcosa. Allora molti dicono: ma se non riusciamo, non dobbiamo gestire in questo modo i nostri rifiuti, come dobbiamo fare? Perché siamo abituati da anni a fare così. E allora in realtà noi dobbiamo andare a trovare quei paesi che gestiscono in maniera virtuosa i rifiuti, e ci sono anche in Italia. Se penso al distretto di Capannori in Toscana, dove arrivano ad una raccolta differenziata pari al 98%, questo consente al comune di Capannori di risparmiare ogni anno 1 milione di euro dalla gestione dei rifiuti. Beh, sono 1 milione di euro che il comune utilizza per dare degli altri servizi ulteriori ai cittadini. Allora gli esempi ci sono che funzionano, e perché non replicarli dove invece non funzionano, come qui a Trigiano, ma penso anche nella mia città, a Polignano a Mare? Perché in realtà quel 43%, poi l'ingegnere mi darà conferma, non è tutto oro colato. Non dobbiamo prendere quel 40% come certezza di raccolta differenziata. Chi controlla quella percentuale? Chi controlla i sacchetti quando arrivano al deposito? In realtà che cosa accade? Accade che ai comuni spesso chi gestisce i rifiuti, chi gestisce la raccolta nel comune, è esso stesso controllore della raccolta differenziata fatta, e quindi sono loro che comunicano il dato di quanta raccolta differenziata è stata fatta. Ma in realtà quando poi arriva nei centri di smistamento ti accorgi che quella raccolta differenziata in realtà non è il 43%, ma è molto di meno, e quindi dobbiamo andare a vedere realmente quanto è. Allora tutto questo può essere fermato attuando quella che è la strategia di rifiuti zero, che attuano nel resto del mondo, negli altri stati. Lo fanno in California, quindi pensiamo alla California, perché alcuni dicono ma si riesce a fare nei comuni piccoli. Allora noi portiamo gli esempi di comuni piccoli. Melpignano, in provincia di Lecce, 1500 per abitanti, Capannori 45.000 abitanti. Se può farlo Capannori, può farlo Trigiano. Serve la volontà di farlo, e soprattutto serve una cosa fondamentale: serve che gli amministratori abbiano le mani libere per poter intervenire nella gestione dei rifiuti, perché quando non si hanno le mani libere ma si è legati a quelle aziende, a quelle persone che hanno sempre gestito in maniera illegale i rifiuti, allora la situazione realmente non può cambiare. Però può cambiare dai cittadini se i cittadini richiedono un cambio nella gestione dei rifiuti, perché la tassa in realtà aumenta sempre. Quindi cosa costa al cittadino chiedere una gestione diversa dei rifiuti? Con una tassa che aumenta sempre. Invece, attuando la strategia di rifiuti zero, vediamo che la tassa, c'è una parte fissa e una parte variabile. La parte variabile è quella che dipende da ogni cittadino, perché più ricicla e meno paga in bolletta. Questo è quello che avviene nei comuni virtuosi. Allora la tassa si riesce a dimezzare del 50%, quindi a portarla, a ridurre fino al 50%. Queste sono realtà già esistenti. E questo è quello che il Movimento 5 Stelle vuole portare all'interno di tutti i comuni, e vuole poi portare a livello nazionale. Al contrario di quanto hanno sempre fatto i governi fino ad oggi, i governi PDL, il PD, quello che sta facendo Renzi adesso, che sta attuando invece una politica che va verso l'incenerimento. Perché? Perché chi fa gli inceneritori sono sempre le stesse persone. In Puglia il monopolio lo ha la Marcegaglia, sappiamo benissimo quello che fanno, e loro vogliono che la gestione dei rifiuti non funzioni nei comuni, vogliono che si vada in emergenza costantemente con le discariche. Perché? Perché questo giustifica la costruzione degli inceneritori fatti con i soldi delle nostre tasse. Quindi loro non ci mettono neanche i soldi, in realtà sono soldi delle nostre tasse che vanno a loro per costruire gli inceneritori, e poi prendono anche i soldi per lo smaltimento. Quindi questo è quello che accade
in questo sistema, in questo cattivo sistema di gestione. Beh, noi questo lo vogliamo sradicare, perché questo non va bene, non è utile per l'ambiente, non è utile per le tasche dei cittadini, non è utile per la salute dei cittadini, perché prima ci avvelenano e poi ci vogliono anche curare, chiudendo tra l'altro gli ospedali, quindi poi si chiude, ci vogliono curare però con gli ospedali privati, non con gli ospedali pubblici. Allora, questo è quello che porta avanti il governo Renzi e il governo del PD. Noi ci stiamo opponendo, però serve la consapevolezza e la forza di tutti i cittadini, perché quando un cittadino è informato è un cittadino realmente libero di poter scegliere. Quindi l'obiettivo di questa sera è anche di darvi delle informazioni da poi divulgare a casa, quando tornate a casa parlando con gli amici e con i parenti. Le realtà virtuose esistono, si possono applicare, lo possiamo applicare anche qui, e quindi è il momento di farlo, non abbiamo più tempo da perdere. La discarica Martucci è chiusa, tutti i rifiuti di tutti i comuni che portavano lì i propri rifiuti adesso vanno ad Autigno, a Brindisi. La discarica di Brindisi, notizia dell'altro giorno, è al collasso. Quindi questo significherà portare i rifiuti ad una discarica eventualmente ancora più lontana. Più ci si allontana dalle discariche, più aumenterà la tassa sui rifiuti. Quindi qualsiasi politico che oggi vi dice vi ridurrò la tassa dei rifiuti senza cambiare la gestione di raccolta, la gestione di smaltimento dei rifiuti, vi sta prendendo in giro. Non dovete crederci, perché questo non potrà mai avvenire con questo sistema. Come ha detto l'ingegnere in chiusura, i vantaggi sono tutto solo e soltanto per i privati. Grazie. Ringraziamo il portavoce della Camera Giuseppe Labate anche per essersi liberato, perché non è facile avere tutti i giorni, diciamo, nelle assemblee, nelle agorà pubbliche un portavoce. Come ringraziamo l'ingegner Carelli. Ora passiamo alla parola di Diana, la nostra consigliere regionale. Nel frattempo le immagini che avete visto e che continuerete a vedere qui alle mie spalle sono le immagini di Trigiano, tutti i rifiuti che abbiamo trovato in piccole camminate, ma veramente piccole, camminando tra le strade di Trigiano, per le strade di Campania. Questa è la situazione in cui viviamo. Passo la parola a Viviana. Sì, buonasera a tutti. Noi ci vediamo spesso, quindi è un piacere, diciamo, continuare un percorso di informazione che abbiamo incominciato un po' di tempo fa. Io, mentre parlavano Giuseppe e Bartolomeo, ho preso degli appunti perché man mano mi venivano in mente le cose che vorrei raccontarvi. Ovviamente non riusciremo a raccontarci tutto, perché da quando siamo entrati in regione sono soltanto 3 mesi, in realtà vi farei venire tutti nell'ufficio in regione, c'è già una sfilza di istanze e documenti concernenti proprio la tematica ambientale, perché io sono in commissione ambiente, infinita. La situazione in cui si trova la Puglia, e questo ce lo siamo già detto tante volte, ma io non smetto mai di ricordarlo, è drastica, soprattutto per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Noi l'anno scorso eravamo al 3° posto, quest'anno siamo arrivati al 1° posto per reati ambientali, quindi la Puglia è sul podio per reati ambientali, che tradotto significa che siamo la regione più ecomafiosa d'Italia. Sembra strano, siamo riusciti a superare la Campania, che storicamente era definita la terra dei fuochi, e siamo fondamentalmente diventati la nuova terra dei fuochi. Questo io credo che sia percepito purtroppo poco dai cittadini, nel senso che la nostra percezione quotidiana è quella del sacchetto che troviamo in mezzo alla strada quando le gestioni di igiene urbana non funzionano, ma ignoriamo molto spesso totalmente quello che accade attorno a noi, e di cui un esempio è quello che ci ha raccontato proprio Giuseppe, inerente di Scarica Martucci. Siccome a me piacciono i doveri di cronaca, nel dovere di cronaca mi piace anche semplicemente ricordare che nel processo di Scarica Martucci è coinvolta anche la Lombardia Ecologia, che è il nostro attuale gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Questo lo raccontiamo per dovere di cronaca, perché io credo che i cittadini debbano anche essere informati su cose che molto spesso ci raccontano poco. Per una miriade di motivi, diciamo, ci sono delle cronache che ci vengono raccontate poco. Noi quello che stiamo facendo in Regione, e io personalmente depositerò la proposta di legge proprio la settimana prossima, abbiamo fatto un percorso di condivisione di scrittura, la prima cosa che faremo è la richiesta di istituzione, quindi abbiamo preparato la proposta di legge di una commissione antimafia, la cui volontà nasce proprio per contrastare il fenomeno ecomafioso. Quindi tra gli obiettivi di questa commissione, che poi farà ovviamente il suo iter legislativo, che ci auguriamo venga accolta da tutte le forze politiche, e che avrà come obiettivo principale quello di contrastare il fenomeno ecomafioso. Voi vi direte: come si contrasta il fenomeno ecomafioso? Allora, sicuramente ci sono due cose che si possono fare. Una cosa può essere fatta dai cittadini. Quello che può essere fatto dai cittadini è il fenomeno della denuncia, è il fenomeno del coraggio, è il fenomeno del metterci la faccia, che non è sempre facile, perché a volte significa anche mettersi a repentaglio. Io ricevo quotidianamente segnalazioni di discariche, non soltanto abusive, ma anche finte discariche autorizzate, di anni e anni e anni, con testimonianze che spesso passano anche per dei piccoli quotidiani locali su sversamenti illeciti dei rifiuti, e personalmente sto seguendo diversi casi per quanto riguarda questo. Abbiamo, come ci ricordava Giuseppe, delle discariche che hanno raggiunto il limite, perché altrettante discariche dopo anni e anni sono state messe sotto sequestro per attività illecite, e la maggior parte dei nostri rifiuti confluiscono attualmente proprio verso la zona sud della Puglia, che per assurdo è la zona più avvelenata della Puglia, ed è proprio la provincia di Taranto, che già è avvelenata per tutta la storia che già conosciamo, ma apriremmo un altro capitolo infinito. E un'altra emergenza che noi abbiamo è proprio quella inerente agli impianti di compostaggio. Uno degli impianti di compostaggio su cui confluiva anche tutta la provincia di Brindisi, che adesso è stata proprio avantieri, direi che è stato commissariato proprio il servizio di gestione dei rifiuti, è proprio la Tersan che noi abbiamo a Modugno. Voi non so se siete mai passati, credo di sì, dalla strada che fiancheggia la Tersan, passando da Modugno arrivando verso Triggiano. La puzza è insostenibile. La regione di per certo ha dato delle poi ulteriori autorizzazioni, perché pare che gli impianti siano a norma. Noi stiamo continuando a studiare tutte le carte. La situazione lì è drastica, perché c'è una sofferenza proprio quotidiana nella puzza che si sente. Cosa è successo a Brindisi? Succede che a causa di tutte le discariche non funzionanti, alcune delle quali diciamo sotto sequestro, parte di quei rifiuti finivano alla Tersan di Modugno, fino a quando anche la Tersan di Modugno ha dovuto dimezzare le tonnellate in entrata. Brindisi è andata in blocco totale per una settimana. I cittadini, io lo so perché ci sono stata Lecce la settimana scorsa e c'erano i cittadini con una rabbia addosso indescrivibile, hanno dovuto tenersi i rifiuti in casa per una settimana perché le discariche erano piene. Questo è un circuito. Io perché vi faccio queste interconnessioni tra Brindisi, Bari, Taranto? Perché il mondo dei rifiuti è spartito in Puglia. Se qualcuno pensa che queste siano realtà raccontate dai complottisti, è perché probabilmente non ha una reale percezione di quello che sta accadendo in Puglia in questo momento, con appalti che saltano. Alcuni sono saltati proprio nel Tarantino, perché le ditte che avevano vinto questi appalti e gestivano avevano nei direttivi i figli dei boss e dei clan, quindi alcuni sono stati commissariati, altri appalti sono saltati, e altrettanti appalti che noi stiamo continuando a monitorare in tutta la Puglia.
sempre per dovere di cronaca, anche se qui è semplicemente un dovere di cronaca, perché pare che ciò che sia stato fatto è legittimo. Voi sapete che adesso tutti i comuni della provincia di Bari sono stati divisi in aree. Ogni aro è un agglomerato di più comuni. Noi siamo l'aro 7, il cui appalto non abbiamo ancora avuto, insomma, il bando di gara, non c'è stato ancora il vincitore. Credo che la procedura sia avviata. Ben due appalti, per ora abbiamo l'apertura di buste di due appalti, che sono l'aro 2, che è quello concernente San Nicandro, Paolo del Colle, quindi quei comuni lì, e l'aro 5, dove c'è, per intenderci, Casa Massima. Entrambi gli appalti, da circa 130 milioni di euro, sono stati vinti da una cooperativa di Bologna, che casualmente, che per ora, per noi ad oggi è un caso, è la CNS, il cui membro di sorveglianza era Buzzi di Mafia Capitale. È stata la prima cooperativa che è stata commissariata per essere entrata appunto nello scandalo di Mafia Capitale. Ad oggi loro potevano partecipare, questo lo dico sempre per dovere di cronaca, perché questa ditta, questo consorzio è stato commissariato. Il commissario straordinario ha il dovere di garantire la continuità aziendale e quindi può partecipare agli appalti. Sono stata attaccata per aver dato anche sui social questa notizia, ma così come l'ho raccontata a voi, non facendo allusioni, io ho risposto semplicemente che da pugliese, nella regione più ecomafiosa d'Italia, se i primi due appalti aro mega milionari vengono vinti da un consorzio bolognese, quindi dall'altra parte d'Italia, che casualmente, qui membro di sorveglianza era casualmente a Buzzi, io qualche domanda me la faccio. Qualche domanda me la faccio significa che io sto cercando di studiare anche le modalità di vittoria dell'appalto, con tutto quello che ne può conseguire, perché questi non sono settori semplici, questi sono settori pericolosi ed è bene raccontarselo e dirselo, perché il tempo delle favole deve finire in questo paese, deve finire in questa regione. Questa era una cosa che io mi ero segnata. Un'altra cosa che sicuramente ha già ribadito Giuseppe, ed è un'altra proposta di legge alla quale noi stiamo lavorando e che approderà sicuramente prestissimo in Regione Puglia, è proprio la proposta di legge sui rifiuti zero, perché è l'unico approccio che veramente può consentirci di andare verso una gestione del rifiuto con mentalità zero, che significa, come diceva anche Bartolomeo, trasformare il rifiuto in una risorsa. Trasformare il rifiuto in una risorsa significa far risparmiare soldi ai cittadini, ma soprattutto rispettare l'ambiente. Che voi sapete meglio di me che il primo passo per una sanità eccellente è la prevenzione primaria. E il primo passo della prevenzione primaria, questo non lo dico io, lo dicono i libri e le enciclopedie, è vivere in un ambiente sano. Questa è molto spesso in tutte le piazze che io giro, quando parlo di discariche, di rifiuti, di ecomafie, spesso la gente mi risponde: consigliera, ma noi va bene la discarica, ma non arriviamo a fine mese. La cosa che io ricordo sempre è che purtroppo non si muore soltanto perché non si arriva a fine mese, si muore anche per gli studi correlazionali che abbiamo visto prima, anche per malattie causate dai disastri ambientali, perché quello di cui stiamo parlando sono disastri ambientali, non è il sacchetto dell'immondizia che butta il cittadino, per intenderci. Quello che accade troppo spesso è purtroppo che quando le cose vanno bene, ma questo accade ovunque, un po' in tutte le amministrazioni, e con io ne ho girati tantissimi, dalla campagna elettorale ad oggi, soltanto ad oggi dopo le elezioni ho girato quasi 50 comuni per andare nelle piazze a raccontare quello che accade ai cittadini. Quando le cose vanno bene è perché le amministrazioni sono virtuose. Quando le cose vanno male, la colpa è dei cittadini. È sempre così. Ma purtroppo non è una relazione di causa-effetto veritiera, perché se è vero che esiste il cittadino ineducato, il cittadino che non è educato alla raccolta differenziata e al rispetto dell'ambiente,
è anche vero che questa non può essere una giustificazione da parte delle amministrazioni per continuare ad essere inadempienti. Nella maggior parte dei casi questo si traduce che l'amministrazione deve funzionare come un buon padre di famiglia. Se mio figlio non è educato e non rispetta le regole, io non rispondo buttando mio figlio in mezzo alla strada, io rispondo conducendo mio figlio per mano verso un percorso virtuoso. Ed è questo quello che deve fare un'amministrazione. Io quando parlo di amministrazione intendo amministrazione locale, il governo regionale e il governo nazionale. Come si va verso questa direzione? Con qualcosa che è stato già annunziato prima e che sono soprattutto, tra le tante cose, la riduzione delle discariche degli inceneritori con l'educazione alla raccolta differenziata, che attenzione non vuol dire dare il dépliant, ma vuol dire saper utilizzare dei sistemi incentivanti e premianti per i cittadini in modo che anche il cittadino più pigro sia condotto a fare la differenziata. Ci sono tanti esempi virtuosi in Italia. Proprio stamattina parlavo con dei ragazzi che si stanno buttando in una startup del genere, ben vengano 1000 di queste startup, come ad esempio gli ecocompattatori. È l'esempio più banale in cui tu metti la bottiglietta di plastica e ti vengono erogati dei buoni sconti, dei buoni spesa, delle riduzioni. In Germania, ovviamente sono su un altro livello, ti vengono erogati direttamente i soldi, però diciamo che lì siamo in un altro mondo, noi dovremmo incominciare dalla PC. Questo è per quanto concerne le responsabilità nella gestione dei rifiuti. Questo significa, molto schiettamente, dato che ci sono anche dei rappresentanti dell'amministrazione comunale di Reggiano, che sicuramente noi vigileremo anche e soprattutto sull'affidamento dell'appalto che sarà dato all'ARP 7, in cui ovviamente non c'entra solo Reggiano, che capofilano e Cattaro, che è commissariato, queste sono tutte particolari. Tra i tanti appalti vigileremo anche su questo, giusto per metterci una mano nella coscienza e giusto per ribadire che non ci fidiamo di chi ha gestito diciamo, gli appalti di igiene urbana negli ultimi 10-20 anni con i coinvolgimenti di cui prima. E un'ultima cosa che vi volevo accennare è che noi parallelamente, ovviamente, oltre a seguire le varie autorizzazioni che vengono date, fare le denunce, sempre previo accertamento dei dati, perché purtroppo non si possono fare denunce sulla parola, purtroppo, e di pari passo fare gli accessi alle ASL. Alcuni li abbiamo già fatti, altri li stiamo continuando a fare. Sto preparando insieme ai miei colleghi altre interrogazioni per avere accessi più chiari sui dati tumorali, delle zone magari vicine a particolari situazioni, chiedere i coinvolgimenti nelle adozioni dirette degli assessori. Ne stiamo preparando un'altra proprio per la provincia di Taranto. Eravamo la settimana scorsa sempre a Taranto in una discarica che è ormai sotto sequestro, sotto procedimento giudiziario da 2 anni, in sospeso, in condizioni pietose. Non è messa in sicurezza, c'è il percolato che scende a valle, un po' come quella che avevamo a 2 passi da qui, sto parlando di Lama Centopiedi, che poi finalmente è stata messa in sicurezza dopo 20 anni. Quindi noi stiamo continuando a fare gli accessi alle ASL, perché se è vero che non può esserci una correlazione sempre diretta tra i reati ambientali e i danni alla salute, sicuramente sono i dati primari che servono per gli studi correlazionali e per aiutare a far capire anche ai cittadini che quando si parla di reati ambientali, tant'è che finalmente siamo riusciti a far approvare una legge, stiamo parlando di reati seri. Qualcuno una volta diceva che se con una pistola ne ammazzi uno, con un interramento di rifiuti e con un reato ambientale ne ammazzi non 100, ma tutti quelli delle successive generazioni. Questo ovviamente enfatizzando un po'. Io concludo in modo che se ci sono delle domande che volete rivolgere sia a Bartolomeo che a me che a Giuseppe, che ovviamente porta delle testimonianze anche più diverse come competenze, essendo lui alla Camera dei Deputati, essendo io alla Regione.
anche se quasi quotidianamente i nostri lavori si intrecciano, perché le leggi nazionali hanno degli impatti immediati, cosa che noi dimentichiamo sempre quando andiamo a votare, dimenticandoci le leggi che sono state votate. In ultimo, quella che citava sempre Giuseppe, che è lo sblocca Italia, che è una parolina magica di cui negli ultimi 2 anni, quando noi cercavamo di far comprendere la gravità, nessuno ne comprendeva. Le conseguenze immediate le incominciamo a pagare adesso, non soltanto con la famosa vicenda delle trivellazioni che più o meno abbiamo sentito da qualche parte, perché le televisioni hanno incominciato a parlarne, ma anche e soprattutto con quello che sta per avvenire adesso in Puglia, soprattutto con ad esempio il raddoppio degli inceneritori, proprio in zone come ad esempio sempre la provincia di Taranto, che già pagano con la vita i danni che per 20 anni hanno creato gli interessi regionali, nazionali e internazionali, che non erano quelli dei cittadini ed erano quelli delle lobby aziendali. Io davvero concludo per lasciare un po' di spazio, ricordando che ovviamente noi restiamo sempre a disposizione dei cittadini, che significa, noi non è un caso che ci chiamiamo portavoce, non li chiamiamo mai parlamentari, raramente ci chiamiamo consiglieri, siamo sempre pronti a raccogliere delle istanze, perché la prima sentinella sul territorio deve essere il cittadino. Noi possiamo essere lì a fare sicuramente delle battaglie che per la trasparenza e la legalità, che devono essere i primi 2 principi da difendere nelle istituzioni, ma se i cittadini non incominciano o non ricominciano ad essere sentinelle attivi sui territori e ad unirsi in nome della pretesa del rispetto dei propri diritti, soprattutto quando si ha a che fare con la salute, ecco, il nostro lavoro è un lavoro funziona, ma viene, diciamo, vale di meno, perché quello che diciamo sempre, noi dentro in regione adesso siamo 8, abbiamo 16 occhi, immaginate se di occhi ce ne fossero 10.000, che cosa si potrebbe realmente poi fare lì dentro. Io concludo, lascio spazio, insomma, ad eventuali domande. Viviana ha già aperto, diciamo, il dibattito. Se c'è qualcuno che vuole fare domande a uno dei 3, sia l'ingegnere ambientale che a Viviana oppure al nostro portavoce della Camera Giuseppe Labate, siamo a disposizione. Ti passo subito il microfono. Ringrazio il meetup di Trigiano. Non è una domanda che faccio, ma è un invito. E mi ricollego a quello che ha detto Viviana, sentinelle del territorio. Bari, non ripeterò quello che ho detto la volta precedente, ringrazio queste opportunità sempre di confronto. La Fibronet, discarica a cielo aperto. Vi aggiorno sulle ultime novità, o meglio di quello che sta accadendo. Un gruppo di associazioni e comitati dei familiari vittime dell'amianto con alcuni attivisti periodicamente ogni settimana ultima del mese manifestano sotto il Piccini. Precedentemente il sindaco De Caro aveva detto che non avrebbe potuto fare nulla perché si attendeva la sentenza del TAR a gennaio e senza questa sentenza non si poteva giudicare l'appalto a una delle ditte che aveva vinto. Cioè, sono 10 anni che non si riesce a mettere in sicurezza l'area della fibra. Come dissi la volta precedente, ci sono 600 morti e si attende il picco intorno al 2020. Ora, le nostre interrogazioni riguardo alle ASL, il registro tumorali, le ASL sul territorio può essere un elemento utile, se loro non l'hanno, sulla diffusione delle malattie tumorali intorno all'area della Fibronet, che senz'altro riveste un ampio spazio rispetto alla puntualità dell'azienda. La presenza di queste associazioni sotto al Piccini, vicino al comune, hanno portato a dei risultati, ovvero il sindaco De Caro ha sollecitato il presidente del TAR ad agire in maniera più celere su questa sentenza.
Di fatto, da gennaio 2016 si attuerà la discussione al 18 novembre 2015, quindi la presenza dei cittadini spontaneamente, legandosi sotto comitati e associazioni, sono usciti in questo. Cosa chiedo io? Vorrei che ci fosse una sensibilità nostra, una presenza decisa in questi momenti di occasione, perché precedentemente l'ex sindaco Emiliano, oggi presidente della Regione Puglia, aveva promesso tanto ma non ha fatto niente. Domani c'è un incontro al Palazzo delle Poste di Bari alle 10. Quindi siete già a conoscenza, quindi io l'avevo postato per far sì che ci fosse anche la nostra presenza dei nostri rappresentanti degli ordini. Ora si andrà a buon fine forse, però l'emergenza c'è, il sito non è in sicurezza, al di sotto c'è una discarica al di sotto del piano di Calpestio e quindi siamo in quelle condizioni critiche che non sappiamo dove e quando e dove si è diffuso tutto l'inquinamento. Quindi una forza anche in Parlamento, senz'altro la Regione, perché Viviana so che siamo stati sensibili, siamo andati ad altre associazioni che si sono curate di questo aspetto, può essere importante, cioè la presenza del Movimento 5 Stelle io credo che debba esserci in maniera più vicina a queste associazioni che hanno chiesto a me personalmente di poter creare un incontro oppure creare un dibattito tra diciamo, il Movimento 5 Stelle e queste associazioni. Grazie. Ringrazio il signore per l'intervento, se volete rispondere subito, dire qualcosa o andiamo avanti con in realtà era sì un invito, ne avevamo già parlato. Io domani ci sarò, perché mi era già arrivato da più fonti l'invito, quindi ci sarò sicuramente. Siamo sempre in contatto, anche perché ci sono anche tantissimi attivisti che seguono la vicenda da diverso tempo, quindi vedremo un attimo se si accelera la vicenda, altrimenti vedremo di intervenire anche con delle interrogazioni insomma, formali o comunque un po' più di spinta, perché molto spesso purtroppo, e questa è una cosa che io ritengo molto triste, ma è inerente a tantissime situazioni, sembra che delle cose tacciano per anni. Basta alle volte anche una piccolissima spinta mediatica e improvvisamente si risvegliano gli animi di tutti gli amministratori locali, io per locali intendo sia comunali ma soprattutto anche regionali, sindaci, presidenti di regione, presidenti di provincia, e a volte, cosa che io ho sentito purtroppo con le mie orecchie, accade perché altrimenti si perde il consenso. Dato che noi abbiamo capito che questo è uno strumento utile, io sono felicissima quando su tante questioni, che non sono solo quelle ambientali, ma ne sto vedendo parecchie in Puglia, per fortuna, i cittadini fanno pressione, ovviamente sempre in maniera non violenta, però manifestando, scendendo in piazza, perché questo per noi diventa uno strumento in più per spingere chi è dall'altra parte, che a volte se non lo vuole fare per coscienza almeno lo fa perché sta perdendo il consenso. Però questo è una piccola nota per far comprendere che la voce dei cittadini quando fa rumore fa molto più rumore e può essere molto più incisiva di tutti gli atti burocratici che noi possiamo chiedere. Quindi su questa vicenda sicuramente continueremo a tenerci in contatto e vediamo come andrà a finire. Allora, io volevo personalmente ringraziare chi ha fatto l'intervento prima, permettendomi di fare un parallelo. Tutti i grossi, diciamo, avvenimenti, come ha detto Viviana, di risalto pubblico, sono avvenuti perché? Perché il cittadino che si è svegliato, il cittadino si è attivato
e ha fatto quello che in realtà avrebbero dovuto fare le amministrazioni sia in via, diciamo, di prevenzione, sia in attività di controllo. E vi faccio un esempio. Io vengo da Taranto, una città che tutti conoscono per il problema ambientale che riguarda l'Ilva, però molti non sanno che il processo all'Ilva è partito perché un cittadino, un semplice cittadino, ha fatto analizzare un formaggio proveniente dalla sua masseria e ha trovato livelli di inquinamento assolutamente insostenibili. Grazie alla segnalazione e all'esposto di questo cittadino si è avviato il processo all'Ilva, che è diventato ormai di risalto nazionale. L'Ilva ora, per essere in piedi, ha dovuto ricevere 8 decreti da questo governo. Quindi è partito tutto da una segnalazione di un cittadino, ed è questo il messaggio che personalmente voglio innanzitutto ringraziare, come ho detto, chi ha fatto la segnalazione, ma invitare i cittadini a segnalare queste manifestazioni. Perché spesso, mi è stato detto, gli amministratori hanno le mani legate, non possono o non vogliono intervenire su questi problemi, e il processo Eternit insegna: quando si interviene poi troppo tardi non si riesce neanche a punire il colpevole, perché interviene la prescrizione. Quindi volevo dire ai cittadini, ottimo esempio quello che è stato fatto, mi invito tutti i cittadini a segnalare alle autorità competenti le eventuali difformità legali. Grazie. Altre domande? Più che domanda, una piccola riflessione. Anche perché le notizie sono tristi, però io ho una bambina, se mi agobbo, come si dice, mi rattristo troppo. E allora la riflessione è questa, no? Io la mattina vado a farmi la mia passeggiata, la corsetta in campagna, e vedo quella la nostra abitudine, mia ovviamente no, però la nostra abitudine di riempire la campagna di rifiuti. Io penso che proprio lo spostamento semantico che va fatto è quello che penso un po' anche sta nel senso delle 5 Stelle, quello di capire come sono legate tutte queste cose, no? Quindi è vero, il rifiuto è risorsa, ma il rifiuto è risorsa se ha poi anche, diciamo, una filiera che continua sotto. Quindi io posso anche fare il compostaggio, però se lo devo mandare alla terza, dove arrivano il compost di tutta la regione, e poi magari non si sa neanche che fine fa questo compost, se come viene lavorato, se va a finire magari nel sacchetto del terriccio schifoso che mi vendono a €1 come si chiama quello che c'è, l'Eroa Merlin, diciamo, non è che abbiamo risolto molto. Allora dico, dovremmo cercare di avere una visione globale per arrivare poi a dire: ok, tu cittadino hai questa abitudine di merda, puoi farlo, almeno il tuo umido portalo, perché magari, fra Triggiano e Bari, secondo me c'è proprio, penso chiunque di noi va nella zona che poi è il prolungamento naturale di quella che è Via degli Orti a Triggiano, che è una stradina del centro storico, va agli sciacquari, si chiamavano una volta, cioè gli ortolani che stavano soprattutto nella zona verso Bari, cioè la zona che va verso Ikea, per intenderci. Quella è una zona che è votata proprio all'orticoltura, addirittura in tempi andati. Io ho proprio una vicina di casa in cui è stato, come si dice, tolto il terreno, espropriato il terreno per costruire quel bellissimo mercato inutilizzato, quello gigantesco che c'è sulla... sì, il mercato ortofrutticolo generale. Noti, studi... vabbè, lasciamo per meglio essere magnanimo stasera. Come stavo dicendo, lì è una zona che è veramente votata per queste cose, no? Fanno l'Expo nutrire la città, lì c'è uno spazio che veramente potrebbe nutrire la città e i comuni intorno. Se si avesse, immagino che i politici che ci sono non lo vogliono, però se si avesse un'idea di valorizzare quelle campagne come campagna che diventa anche una scusa per portarci le scuole, i bambini, per portarci l'immondizia e ritornarsi con le verdure a casa. Noi abbiamo fatto un gruppo d'acquisto, adesso siamo fermi perché alla gente non entra in testa questo discorso che tutto è collegato, quindi secondo me quello che bisognerebbe anche fare, perché sennò poi ci rattristiamo soltanto, è iniziare a riflettere ma veramente, ognuno mettendoci quello che può, chi le idee, chi il proprio tempo, per iniziare a vedere appunto quello che si chiamano tutte queste buone pratiche eccetera, per
perché ci sono, anche nella disastrata Milano, anche se ci hanno voluto fare una tangenziale dentro, esiste un parco che si chiama il Parco Sud, il Parco Agricolo Sud di Milano, dove ci hanno rimesso in piedi una filiera, quindi si parla tanto, si riempiono la bocca del pane DOP, del pane di Trigiano, eccetera. Gli hanno rimesso in piedi una filiera che si chiama, potete andarlo a cercare, si chiama Spiga e Madia. Loro hanno messo assieme migliaia di cittadini che sono venuti in gruppi d'acquisto, hanno rimesso in moto un vecchio mulino, diciamo, l'ha recuperato il figlio di una persona che oramai lo stava mollando, quindi il grano viene da quelle zone, avendo recuperato grani antichi, eccetera, eccetera. Il mulino lo molisce e vengono riforniti di farina e poi anche di pane attraverso alcuni panifici che non sono consorziati, ma semplicemente lavorano queste farine cosiddette antiche, quindi non irraggiate, eccetera, eccetera. E hanno messo su un movimento che adesso dà da mangiare pane, farina e pasta a decine di migliaia di persone a Milano. Dico, noi che vogliamo fare la DOP, perché non si può fare la stronzata, perché la DOP lo puoi fare se il prodotto è, cioè se la materia prima è locale, quindi c'è anche molta ignoranza. Comunque, diciamo, secondo me, se riusciamo a rimettere insieme un po' i fili, cioè fare degli incontri nei quali proprio ci si mette al tavolino per riannodare i fili, perché poi lì c'è anche l'energia, lì c'è anche il lavoro, c'è anche tutto, perché c'è avere una città, una campagna di città, è turismo pure, è ristorazione, gastronomia, educazione per i bambini. Non lo so come si fa, cioè si fa, nel senso queste cose si fanno. Io lo dicevo a Viviana qualche giorno fa che ci siamo incontrati, cioè c'è stato questo incontro in Calabria dove c'era proprio il racconto di tutte le pratiche positive. C'è una persona che ha messo su un sito che si chiama Italia che cambia, va in giro per l'Italia oramai da quasi 10 anni col suo camper. Aveva anche un blog sul Fatto Quotidiano, però robe residuali, sai quelle che stanno in fondo, che si consuma la rotellina del mouse per andare lì giù. Però ci sono, quindi secondo me, cioè, spargiamo anche ottimismo, perché non voglio rubare il lavoro a Renzi, però spargiamo ottimismo e raccontiamoci, proviamo a immaginare, perché poi tra l'altro da qui fra poco saranno di nuovo le elezioni. Anche quelli che dicevano che Lombardi rubavano, quelli sono altre persone, e sono state anche punite per questo, lo dico per esperienze personali. Però poi alla fine l'hanno lasciato lì dove sta, e tutti lo sanno che tipo di imprenditore, persona sarà anche nobilissima, però come imprenditore. Quindi vediamo che dobbiamo fare. Grazie. In realtà questa è una cosa, il nome che ti sto per dire l'abbiamo citato così tante volte in campagna elettorale che poi io ho smesso perché tutti l'avevano imparato a memoria, ed è il Nord-Pas-de-Calais. Se tu vai in Francia è l'esempio più virtuoso che noi abbiamo utilizzato per raccontare, diciamo, con le immagini, con le parole, con degli esempi, un esempio virtuoso di come si riesce a vivere con un'alternativa, che è l'alternativa dei rifiuti zero, che è l'alternativa della terza rivoluzione industriale, che è l'alternativa in cui le fonti fossili vengono azzerate, che è l'alternativa dell'energia solare. Ci sono tanti esempi. Alcuni esempi delle piccole realtà ce li abbiamo anche in Italia. Hai ragione tu quando dici guardiamo agli esempi virtuosi. Hai fatto l'esempio del compostaggio. Un altro dei punti principali, ad esempio, dei rifiuti zero e anche della proposta dei rifiuti zero è l'incentivare il compostaggio locale, il compostaggio condominiale, poi abbiamo il compostaggio domestico che diciamo sarebbe, io l'ho visto, sono stata a Roma, ho visto persino a Roma qualcuno che sapeva fare e faceva il compostaggio domestico. Quindi è ovvio che la nostra alternativa, quando io parlo di carenza di impianti di compostaggio, non deve essere andare sempre nell'ottica che dei grandi impianti, così come non è quell'ottica per il fotovoltaico. Quando noi parliamo di energie rinnovabili non intendiamo dire autorizzare quelle distese di ecomostri che troviamo anche in Puglia, perché sta impattando comunque l'ambiente. Quindi le realtà virtuose ci sono, bisogna semplicemente avere il coraggio di liberarsi da quelle logiche, diciamo, di introiti illeciti e andare verso la direzione di alternative fattibili e belle,
che poi si intrinsecano con le scuole, alcune ce le abbiamo anche in Puglia, le famose masserie didattiche, no? Di avvio verso un percorso di educazione che poi si incrocia con tanti settori. Quindi io sono assolutamente d'accordo con te che solitamente cerco sempre di dare poi un messaggio di amore e di speranza, non perché sono, diciamo, il Papa né Dio, ma perché è ovvio che poi noi dobbiamo riuscire a trasformare l'indignazione e la rabbia in un processo di coraggio e di speranza, perché il pensiero positivo crea energia positiva, altrimenti sono assolutamente d'accordo con te, quindi hai fatto benissimo a sottolineare questo. No, mi chiedo solo, dico da qua, cioè anche leggendo l'esperienza di Marino, avrà fatto un sacco di stronzate sicuramente, però mi chiedo, la prima cosa è il voto, no? Diceva il voto 5 Stelle, il punto è, visto come è messo il sistema, bisogna attrezzarsi secondo me su più livelli, cioè giusto il livello che diciamo fate voi nelle istituzioni, ma ci vuole un livello dalla base culturale, perché se no, perché penso che anche se mettiamo domani Carlo un altro diventa il sindaco di Triggiano e deve avere a che fare anche con i dirigenti. Ma la rivoluzione è culturale ed è il primissimo. Io se posso dare un ulteriore contributo a quanto tu hai detto, Viviana ha detto una cosa molto importante, bisogna incentivare. Cosa significa incentivare? Cioè cosa avviene adesso? La parola, il verbo incentivare si collega benissimo con la questione che riesce a trovare il compost a €1 e ti spiego anche perché. Attualmente, se le direttive europee e la legge prevedono incentivare la raccolta differenziata, di fatto però lo Stato cosa fa? Cosa incentiva direttamente? Lo ha spiegato Giuseppe prima. Si danno fondi CIP6, quindi soldi pubblici, agli inceneritori, quindi si dà la possibilità agli inceneritori di guadagnare 2 volte, in primis in arrivo dei rifiuti e, seconda cosa, bruciando i rifiuti si genera energia e quell'energia termica si trasforma in energia elettrica che viene pagata come se fosse una fonte rinnovabile. Quindi l'inceneritore non perde mai, guadagna sempre in ingresso 2 volte. Prima cosa, collegandomi al fatto degli incentivi. E arriviamo al compost. Perché è importante il compost a €1? Importante tra virgolette? Perché anche in questo caso gli incentivi c'entrano. Perché sono sorti, grazie a una distorsione legislativa, incentivi alla produzione di energia elettrica. E allora cosa hanno pensato gli imprenditori? Di bruciare, di costruire degli impianti di digestione anaerobica, cioè di trattare l'umido, facendo in modo che l'obiettivo in realtà non sia recuperare l'umido e quindi produrre compost, ma produrre biogas, il quale bruciato genera energia elettrica che a sua volta viene venduta alla rete tramite incentivi. Quindi di fatto lo Stato cosa sta facendo? Tramite i soldi di tutti noi incentiva da un lato gli inceneritori, da un lato la digestione anaerobica. Ecco perché riesce a trovare il compost a €1. Ma lo Stato non ti dice che dalla digestione anaerobica puoi avere dei problemi sia dal compost che dalle emissioni, questo lo Stato lo mette. E quindi ritorniamo al discorso iniziale, il discorso culturale. È vero, dobbiamo fare un discorso culturale di informazione alla popolazione, però se la popolazione si comporta sempre allo stesso modo, ma andando a governare sempre le stesse persone, non si può aspettare che il risultato cambi. È vero, essere ottimisti è importante, però anche essere realisti, perché se un voto vale 50 euro o un buono benzina, il risultato è quello, vale 50 euro. Avere le mani libere al giorno di oggi è importante perché ti permette di andare nella direzione che hai detto tu, cioè in una variazione culturale, e di operare con le mani libere, cioè andando a incentivare le cose che fanno guadagnare il pubblico e non il privato. Grazie. Altrimenti noi potremmo anche concludere. Prego, vai. Una domanda al pubblico. Sì, io ho una domanda al pubblico. Giusto per mettere l'accento su uno dei tanti paradossi italiani. Quanto costa secondo voi smaltire 1 chilo di patate in una discarica? Portare un chilo di patate, se lo porto in discarica, quanto me lo paga?
Un numero, ovviamente. Ma le patate sane o solo la buccia? I porti Quanto costa un chilo di patate? In discarica, portate in discarica. Più o meno. Allora, un chilo di patate smaltite in discarica costa 12 centesimi. L'anno scorso a Polignano a Mare, ho portato per questo l'esempio della patata che conosco benissimo, a Polignano a Mare un chilo di patate l'anno scorso agli agricoltori veniva pagato 10 centesimi. Ciò significa che conviene più coltivare le patate e portarle in discarica anziché venderle. Quindi siamo a questi paradossi in Italia, ma purtroppo è così, è vero. Quindi ci conviene quasi più coltivare per portare in discarica che coltivare per dar cibo ai cittadini. Quindi questo è l'assurdo da cui noi dobbiamo completamente uscire. E il messaggio positivo che si cercava stasera è proprio questo, cioè quello che gli esempi virtuosi ci sono, ce ne sono tantissimi. L'associazione Comuni Virtuosi, che riunisce un po' i comuni che hanno cambiato rotta, direzione nelle gestioni dei servizi dei cittadini, dicono proprio questo. Ponte nelle Alpi, 8.500 abitanti, comune che ha vinto per 5 anni consecutivi il premio comune più riciclone d'Italia, arriva quasi al 100% di riciclaggio di rifiuti. Allora sono esempi positivi che esistono, noi dobbiamo fare altro che copiare, prendere quegli esempi, copiare e portarli nelle nostre città. Quindi chiunque ci dice ma non è possibile, ma sono cose difficili da fare, in realtà sono cose semplicissime, solo che bisogna avere le mani libere. Vedendo quelle foto l'amministrazione comunale con la ditta locale ha previsto un piano, cioè Trigiano è una discarica, io che giro in bicicletta, qualsiasi zona limitrofa è invasa dai rifiuti. Non so, c'è un piano almeno per pulire a zone, diciamo. Vorremmo sapere tanto anche noi se ci rispondessero. Quella è il portafoglio. Queste sono le conseguenze del portafoglio. Perché no? Perché sta aumentando. Io sono dipendente del giro urbano. I rifiuti stanno aumentando. Le conseguenze del portafoglio. La campagna sarà tutti in base. Se il signore vuole venire qui, E se non si campagna c'è peso. Non so. se il signore vuole venire qui così magari ci sentiamo meglio. Prego, vai. Silenzio per piacere dall'aula. Sono un dipendente di igiene urbana di Varenzano e noi da lunedì iniziamo il portafoglio. Già ci stiamo facendo le croci. No. Grazie a Dio non sono. Grazie a Dio. No, non è colpa solo della Lombardia. La Lombardia c'ha altre cose, va bene, ma l'amministrazione vuole le sue cose, come tutte le amministrazioni qui vicino. Io lavoro con un'azienda di Bari, una Camasa Ambiente, che vuole pure le mazzate. Perché è da poco che io Lombardo, sono già da 40 anni che fa questo servizio, fare queste cose non è regolare, perché l'esperienza ti aiuta. Ho lavorato con Aimeri, un'azienda di Milano, non so se conosci, del gruppo Biancamano. È un'azienda che sta da 40 anni, che l'hanno mandata via per altri problemi, però come organizzazione, come tutto, funziona. Cioè, a proposito del compost, ci sono per gli appartamenti, anche per le case, l'Aimeri, che stava a Monopoli, che poi purtroppo non è riuscito, ha dato agli appartamenti oppure chi aveva un pezzo di terreno dietro casa i piccoli contenitori per il compost, e già quei rifiuti non vanno più in discarica, rimangono lì. C'è uno sconto del 10% in bolletta circa, chi dichiara di avere Ma è un fatto anche personale, dire non la mando lì, non mi inquino e si sente meglio. I problemi sono altri. Il problema è l'organizzazione del lavoro. Quello è un problema anche di organizzazione sia da parte del comune in aiuto con l'azienda a fare quelle cose, ma è la gente. Non è che vanno
è colpa dell'operatore ecologico che lascia sporco, quella è la gente, è semplicemente la gente. Allora bisogna fare ancora maggiore informazione, perché è difficile. Il comune dovrebbe intervenire per far finire quella schifezza là. Io questo sto dicendo, ma non è colpa, è solo colpa dei cittadini, è colpa nostra, perché anche io sono un cittadino. Però il problema è quello, se si fa il portaporti ti porta a quello, perché uno come esce da casa e la getta dove vuole. Non è normale. Se tu li dici appena ritirato una volta la settimana e non se vuoi fare quella schifezza, il portaporto deve essere continuativo, perché una volta se Allora, il porta i rifiuti, ci sono i rifiuti non come si dice organici, differenziati. una volta a settimana adesso farsi dove vai il pico con la scelta, capito? E poi andare una volta a settimana, perché non se le tengono nelle case una volta a settimana non puoi andare alle tirature. E questa è colpa dell'amministrazione in collaborazione con l'azienda. Perciò chi vive in una piccola appartamento e 6-5 minori, il bidone dell'indifferenziato. Senta, a Valenza ne stanno dando solo uno, a Valenza ne stanno dando neanche le bus, non danno niente. Cioè, una indifferenziata viene richiamata una volta a settimana, tu te la devi vedere una settimana in casa, l'indifferenziata, tu, plastica, piatti sporchi, Ma lei lo sa che i piatti, i bicchieri. questi bisogna intervenire, ecco perché poi succede quella schifezza, che le persone a settimana, ma di lavare, ma di lavare, una settimana. Non è una giustificazione, non è una giustificazione. Signori, qualcuno fermi il signore per piacere. Un attimo, se gridate così non ci capiamo. Se vuole può venire qui. Per far muovere il comune bisogna istigare o costringere il comune ad andare a pulire le campagne, così vede quanto costa, così poi prende dei provvedimenti diversamente. Invece il comune se ne frega. No, abbiamo perfettamente capito l'idea del signore. Scusi, potremmo evitare più o meno di batterci così, se volete venite qui. Abbiamo capito perfettamente l'idea del signore che lamenta magari un servizio anche da parte del comune che non controlla e non vigila. Vorremmo andare avanti con altri interventi se ci sono. Vengono interventi, prego. Questo è l'intervento. Però forse voleva Perché si devono muovere per i cittadini. Pulire le Senti, città. fammi sapere una cosa, lei la plastica la lava dopo, prima di gettarla? Che deve la parte di tutto là? E allora caro comune, allora ascoltami, invece di usare la plastica, senti, invece di usare i piatti di plastica a mangiare, usi quelli della cotto, così non fanno altro schifo della plastica, la plastica la deve lavare, la plastica prima di... Ringraziamo entrambi i signori per l'intervento, direi che potremmo andare avanti. Buonasera a tutti, io ringrazio. Io ringrazio innanzitutto Viviana e Sebastiano per l'opportunità che mi hanno dato questa sera per partecipare a questa manifestazione. Ringrazio l'ingegnere, il portaluce, Giuseppe. Io credo, innanzitutto vorrei dissentire su una cosa, Viviana, concordo su tutto quello che è stato detto e mi ha fatto piacere nel partecipare. Il cittadino che butta l'immondizia in campagna o per strada non è il cittadino ineducato. Io credo che sia, oltre ad essere ineducato, sia maleducato e sia soprattutto il primo responsabile. Quindi io quel cittadino che butta l'amianto, che butta il sanitario, che butta no, io non lo... dirgli che è ineducato e cosa voglio dire? Gli facciamo piuttosto del bene e non del male, perché il primo mafioso, oltre a coloro che gestiscono, è il cittadino che genera quello. Però dovrebbe essere punito magari, che a volte manca... Quello che io dico, per rispondere all'intervento del signore,
bisognerebbe individuare delle priorità. La prima priorità è quella del controllo. Io non mi vergogno a dire, sono un consigliere comunale di opposizione. Dico un bene, non perché sono all'opposizione, ma perché questa amministrazione in termini di rifiuti, nonostante tutte le sollecitazioni che il sottoscritto ha fatto, poco ha prodotto in termini di risultati. Personalmente, giornalmente mi batto con il comandante e l'assessore competente al ramo perché assisto allo scempio e alle lamentele che i cittadini ogni giorno mi fanno pervenire. Quello che oggi manca al Comune di Trigiano, come ribadivo, è il controllo. Le campagne, come diceva il Signore, sono sommerse dai rifiuti. Il Comune ha un potere tra le mani, che è quello dell'ordinanza. Quando la campagna non è recintata, non è manutenzionata, non è pulita, il responsabile, rispondo al Signore, non è il Comune. Il responsabile è il cittadino, in qualità di proprietario, che non provvede a pulire, a recintare il proprio fondo. Benissimo. Io ho chiesto da anni che il Comune adotti questo strumento dell'ordinanza per ordinare al cittadino di andare a pulire. Laddove invece la campagna è utilizzata, è pulita, è manutenzionata e quindi va a ricadere il rifiuto, io credo che lì, in quella circostanza, debba intervenire la Lombardia Ecologia nell'andare a ritirare il rifiuto. Tornando all'intervento che faceva il portavoce. Rispondi dopo, perché se no facciamo. Quando è stato presentato il progetto di raccolta differenziata nel Comune di Trigiano, io chiesi all'ingegnere che ci illustrò il progetto di, prevedendo di quello che poteva venire a crearsi nel territorio di Trigiano, che è questo, chiesi degli incentivi, strumenti che potessero chiaramente permettere al cittadino di invitarlo, anziché buttare il rifiuto in campagna, di andare o all'isola ecologica, che in questo contratto, in questo comune manca, perché se il cittadino non si può tenere una settimana l'indifferenziato, l'umido, il Comune di Trigiano, se avesse avuto oggi, se si fosse dotato dell'isola ecologica, io credo che il cittadino, anziché buttarlo in campagna o per strada, lo avrebbe portato all'interno dell'isola ecologica. Gli incentivi che oggi l'Europa dà, non l'Italia, le direttive che oggi l'Europa dà, pongo la domanda all'ingegnere, quali sono? Quali incentivi oggi l'Europa dà ai Paesi membri dell'Unione Europea? È una domanda portavoce. Ha parlato di quel comune in Toscana che ha raggiunto il 98%. Quel 98% come è stato raggiunto? Quali sono i passi che hanno portato al raggiungimento di questo obiettivo? Grazie ancora. Allora, rispondo sugli incentivi, chiamiamoli così. Allora, in realtà quello che dà la Comunità Europea sono fondi. I fondi, quelli che vengono spesso utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, si chiamano i fondi LIFE. Rientrano tra i fondi diretti, cioè sono fondi che non passano dalla regione, quindi non vengono distribuiti dalla regione Puglia, ma vengono assegnati direttamente dalla Commissione Europea. I bandi LIFE possono partecipare le amministrazioni, spesso coinvolgendo più di un'associazione, di un'amministrazione e le associazioni e comitati, e siccome escono di frequente sarebbe opportuno da parte della pubblica amministrazione o dagli enti interessati andare con frequenza a visionare i bandi LIFE, perché quello che abbiamo noi è che spesso non sappiamo neanche l'esistenza di questi bandi, primo punto. Secondo punto, non li sappiamo fisicamente fare, cioè non sappiamo realizzare un progetto europeo che possa essere approvato per un fondo LIFE. Quindi c'è bisogno di fare della formazione, esatto, per questi bandi, però non è una cosa impossibile. In Italia sono poco usati i fondi LIFE più per ignoranza che non perché non ci vengono assegnati, quindi un invito all'amministrazione è sicuramente informarsi sull'esistenza di questi fondi LIFE per partecipare a queste possibilità. Doveva rispondere Francesco, quindi magari facciamo. Aspetta, andiamo in ordine, voi dovete finire di rispondere? Sì, Giuseppe. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda Capannone, ma come anche tutti gli altri comuni
che applicano la strategia di rifiuti zero. Allora, la prima cosa da fare, mi dispiace che non vedo il signore che è uscito prima, il signore della plastica, perché avevo una domanda anche per allora, la prima cosa da fare è cambiare il tipo di tassazione, quindi non più ex tarsu o ratari, ma andare verso un sistema di tariffazione puntuale. Questo che cosa significa? Significa che la tassa si suddivide in due parti: un 52% è la parte fissa, quella che dipende da quanto è grande la casa, da quanti componenti ha la casa. L'altra parte, l'altro 48% della tua tassa è variabile in funzione di cosa? In funzione a quanto il cittadino è virtuoso. Quindi ogni bidoncino dell'indifferenziato ha sopra un trasponder, si chiama, un trasmettitore, che conta praticamente gli svuotamenti effettuati. Allora ogni famiglia ha un numero X di svuotamenti inclusi nella tassa, tutti gli svuotamenti fatti in più vengono tassati. Quindi a quel punto si ha un reale monitoraggio di quello di come i cittadini fanno la raccolta differenziata, e si va ad intervenire, perché successivamente i dipendenti, loro hanno creato una società in house 100% pubblica, che è la soluzione che per me è la migliore. I dipendenti, loro inizialmente andavano ad aprire sacchetto per sacchetto, ecco perché quando vi dicevo quel 43% in realtà non è 43%, è un falso 43%, perché è l'azienda che invia, dice quanto ha fatto il raccolto differenziato, ma in realtà non è così. In quel caso, essendo una società pubblica, loro inizialmente aprivano proprio i sacchetti per vedere come la gente faceva la raccolta differenziata. A questo punto loro hanno creato un ecosportello e un ecocentro. L'ecocentro è quello più grande, dove chi doveva portare rifiuti RAI, rifiuti ingombranti, rifiuti, portava direttamente lì, con una tessera inseriva e riceveva sconto sempre sulla tassa. E il sistema dell'incentivo è quello che funziona, l'incentivo economico è quello che funziona più di tutto, perché se uno riceve degli incentivi ricicla e riusa di tutto, qualsiasi cosa. In Germania vanno nei boschi gli anziani, i barboni con i cestini, vanno a raccogliere le lattine perché poi le mettono nei distributori e prendono lo scontino per fare la spesa al supermercato. Quindi questi sono i sistemi. Quando aprivano i sacchetti e vedevano che un cittadino non faceva bene la raccolta differenziata, perché essendo tutto attracciato il sacchetto fino al deposito, scrivevano inizialmente al cittadino una lettera, si recava presso l'ecosportello e gli spiegavano cosa c'era che non andava nella sua gestione dei rifiuti. La prima volta, la seconda volta, al terzo sollecito, a quel punto scattava la multa. E quindi tutto questo sistema messo in piedi ha portato anche ad una crescita culturale da parte dei cittadini. Il signore si arrabbiava, e io do ragione al signore che si arrabbiava, perché chi butta la spazzatura nel campo in un paese in cui la gestione dei rifiuti non funziona, quello lo fa non perché è un delinquente, sì, possiamo dire che non ha una certa, però lo fa perché è anche arrabbiato, perché vede la tassa aumentare costantemente e il servizio non funzionare. Quindi fare la raccolta differenziata per me, cittadino, è un lavoro, perché io devo lavorare, perché devo separare di tutto, devo togliere la carta, devo sciacquare la plastica e fare la raccolta, e il cartone, se è sporco il cartone della pizza non lo posso mettere nella carta, lo devo mettere nell'indifferenziata. È un lavoro questo per me, e perché io non debba essere remunerato da questo lavoro? Invece nella gran parte dei capitolati nuovi che si sono fatti negli ultimi anni, dove siccome l'Unione Europea ci obbligava a fare il 65%, noi dovevamo mascherare le carte di comuni per cercare di arrivare al 65%, si è detto alle aziende: fate fare la raccolta differenziata porta a porta, perché il porta a porta da solo fa schizzare la raccolta differenziata, perché un conto, io lo vengo a prendere sotto casa tua e rifiuto, tu ti impegni un pochettino a farlo rispetto se devi andarlo a buttare nei cassonetti lungo la strada. Quindi questo ha fatto aumentare la raccolta differenziata, ma il trucco dov'era da parte delle amministrazioni comunali? Che i soldi dalla vendita, ed ecco dove sono anche gli incentivi, i
I soldi della vendita della plastica, della carta, con il consorzio canale dell'alluminio, vanno nelle tasche dell'azienda. Quindi il cittadino non ha nessun incentivo in realtà, ma fa un lavoro non remunerato. A quel punto si incazza e butta via tutto. Quindi è tutto lì il sistema che funziona, certificato al 100% in tutti i comuni in cui viene applicato. Quindi per risolvere il problema Trigiana bisognerebbe andare a prendere il capitolato d'appalto se esiste, il capitolato d'appalto approvato e vedere cosa c'è scritto all'interno, cosa hanno, e quindi chi spetta poi l'eventuale pulitura dei campi e quant'altro. Alla ditta che oramai è fallita perché ha svuotato la propria azienda, perché siccome c'è la causa del processo Martucci, loro preventivamente hanno svuotato la società, quindi la società non ha più un centesimo, quindi non riusciremo a recuperare praticamente nulla. Sono queste le manovre finanziarie che purtroppo sono state consentite a fare in Italia. Però questo ora grossolanamente poi con un ingegnere ambientale si stende un piano specifico perché va plasmato specificatamente per la città, per capire dove sono concentrati, dove c'è maggiore concentrazione di cittadini, come gestire le campagne, perché anche chi abita nelle campagne deve ricevere lo stesso servizio, perché non ci devono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Quindi si plasma un piano sulla città e si porta avanti, ma è una cosa molto semplice e che già funziona in tantissime città, quindi non vedo perché non dovrebbe funzionare qui. Non siamo meno fessi degli altri paesi, quindi io vedo che qui in questa sala non ci sono persone stupide, quindi credo che si possa fare molto semplicemente. Ci sono altri interventi? Sì, aspetta, c'era Francesco devi intervenire. Se stiamo in silenzio ascoltiamo anche chi vuole intervenire dal proprio posto. Vai. Volevo sollevare un quesito al consigliere è un quesito che ho sollevato anche all'assessore Battista. Premetto, sono semplicemente uno studente di diritto, quindi non ho le competenze magari per parlare in maniera approfondita. Spesso si parla di questa ordinanza che obbliga i titolari di diritto di proprietà a recintare il fondo. È bene però ricordare che questo rientra nelle facoltà di un titolare di un diritto di proprietà e che quindi non può essere paragonato ad obbligo. Se andassimo ad analizzare nel particolare la normativa sulla tutela dell'ambiente, che è il decreto legislativo 152/2007, che è un po' più tecnico, questa detta in maniera esemplare quello che è il procedimento in capo alla pubblica amministrazione per accertare le violazioni e punirle. Ma è consolidato, perché bisogna fare un passo oltre alla semplice lettura della giurisdizione, che se non era dall'articolo 192. Bisogna anche riferirci alla giurisprudenza consolidata. La giurisprudenza consolidata, e nel particolare le pronunce plurimeritali del Consiglio di Stato, quindi non organismi di poco conto, prevedono un'interpretazione esemplare di quell'articolo, perché smontano parzialmente il principio basilare del chi inquina paga. Cosa accade spesso a Trigiano, almeno da quanto ho saputo dall'assessor Battista?
paga, non il proprietario paga. In parole spicciole, se l'amministrazione non conduce un controllo assicuato, un controllo continuo delle zone anche periferiche dove il fenomeno è costante, e magari oggi è più semplice visto le numerosissime telecamere, quasi Orwell definirebbe un grande fratello moderno la situazione. Quindi questa storia di dover far arrivare i pagamenti del servizio in capo al proprietario non tanto mi va giù, ma nel senso che non sono titolare di nessun fondo, quindi magari potrebbe non essere un interesse diretto, però come sostenitore degli interessi pubblici, perché se ho scelto la strada del diritto, ho scelto la strada della difesa del pubblico più che dell'interesse privato. Ogni tanto sobbalzo dalla sedia nel momento in cui ascolto questa diversa applicazione. È vero, l'organico che presenta il corpo dei vigili urbani di Triggiano sappiamo tutti che è inefficiente, o più che inefficiente è insufficiente, perché l'inefficienza vuole un giudizio di merito che non posso dare, è insufficiente. Ma è pur vero che Triggiano è dotata di un comando stazione dei carabinieri, di un comando compagnia dei carabinieri, e quando diciamo la questione può interessare non più un illecito amministrativo ma un illecito penalmente rilevante, forse è anche bene discutere questa questione in maniera solidale con gli organi preposti, o senza arrivare ai carabinieri. È bene individuare altre forme di cooperazione che possono essere anche, qui vedo presenza di protezione civili, di associazioni di protezione civili, che potrebbero sopperire magari con le idonee qualifiche, ovviamente, perché in stato di diritto, certezza di diritto è bene che ci siano le idonee qualifiche, perché diventa la caccia a chi inquina. Quindi in conclusione lei ha addirittura definito mafioso chi sversa, chi butta il sacchetto nella campagna. È sicuramente un atto ignobile, è sicuramente un atto recriminabile, ma è bene anche differenziare quello che è un semplice illecito dal sistema mafioso, senza voler addentrarmi nei particolari, perché poi fare di tutto un'erba un fascio, dire sono mafiosi sia chi gestisce, chi amministra, chi poi va a buttare il rifiuto nella campagna, rischia di portare a una concezione apposta, una confusione nel sistema, una confusione che già un uomo un po' più, anzi molto più autorevole di me, come Giovanni Falcone, percepiva negli anni 90. Falcone appunto parlava di sistema mafioso, di mafia, e invitava tutti quanti, specie i pubblici amministratori, a non fare confusione in questi fenomeni e a dare il giusto peso anche dal punto di vista incriminatorio ai fenomeni. Per voler concludere, perché non voglio tediare più di quanto magari ho fatto, ok, il fenomeno è paradossalmente esistente, è grave, anche se si sta magari sottovalutando, perché giorno dopo giorno, almeno in base a quello che effettivamente io sto, anzi mi dispiace che adesso si trova lì a doversi subire il mio quasi atto da consenso, quindi semplicemente io chiedo innanzitutto una sensibilizzazione maggiore di noi tutti, perché i sacchetti da soli non si trovano lì, ma chiedo che anche le istituzioni competenti, quindi anche implementare i turni, non lo so, sicuramente ci saranno delle situazioni un po' pratiche, perché spesso mi viene detto che io sono un teorico del diritto, ma io credo, perché lo credo veramente, che l'applicazione teorica del diritto non possa essere molto lontana da un'applicazione pratica, se veramente però ci impegnassimo al raggiungimento di un bene collettivo. E ho concluso. Ok, c'è un diritto per caso, al buca materiale tipo amianto, Eternit, ho parlato di sanitario, quello parlavo, in particolare quello della busta, no. Io dicevo l'ordinanza a coloro che sono missivi, perché il proprietario che detiene il rifiuto dentro il suo fondo, di
trattamento visivo. Io a quello facevo riferimento. Ok, ringraziamo, abbiamo un altro intervento al pubblico, vai. Parlare con qui non è sempre no, vorrei sottolineare il fatto che molte volte si parla di cittadino, come se questo cittadino fosse un ente venuto dal cielo che viene il cittadino. Quindi, come ha detto bene lui, puntare il statuto di immondizia anche l'amianto, il campanello, però anche buttare la cittadina per terra, ce lo facciamo tutti, nessuno di voi pensa che qui è esente, qui i cittadini siamo tutti. Ehi, portaci portatile e ma penso che nella nostra vita qualche stronzata l'abbiamo fatta tutti, quindi siamo tutti colpevoli e io penso che siano le regole che ci devono, perché noi quando andiamo in Germania abbiamo tutto subito, non ci viene neanche il pensiero di buttare la terra. Quindi una volta che ci sono le regole, io penso che tutti Le regole ci sono, il problema è farle rispettare. Passo per l'ultimo intervento, credo, al genere ambientale. Io in realtà volevo fare una precisazione. Molti credono che l'abbandono dei rifiuti o su strade pubbliche o su siti privati sia un discorso solamente legato a un'ordinanza o qualcosa che rimane comunque nella sfera amministrativa. Molti dimenticano invece che questo ha dei risvolti penali e spiego perché. Perché l'abbandono dei rifiuti è punito dal codice penale, ma è punito con una sanzione amministrativa se i rifiuti non sono pericolosi. Ma se i rifiuti dovessero essere pericolosi, la sanzione diventa sia amministrativa che penale. E qui mi ricollego al discorso che diceva lei, il discorso dell'amianto. Se si rinviene un rifiuto o pericoloso o non pericoloso in un sito, non solo bisogna contestare l'illecito di abbandono di rifiuti, ma eventualmente bisognerebbe, in funzione della natura del rifiuto, procedere a verifica di eventuale contaminazione del sito. E qui si apre un ulteriore processo penale, accertamento delle responsabilità con l'individuazione di quello che lui diceva del soggetto responsabile. Però l'amministrazione può operare in maniera cautelativa, anticipando le spese sia di rimozione che di bonifica e rivalersi sul soggetto responsabile, che non è detto che sia il proprietario del sito. Quindi il discorso amministrativo non sempre va di pari passo con il discorso penale. Faccio un esempio abbastanza evidente. L'Ilva di Taranto attualmente, la falda sotto l'Ilva, l'acqua sotto l'Ilva di Taranto è contaminata. Ora, il Ministero dell'Ambiente ha ordinato la messa in sicurezza e la bonifica di quella falda, ma l'Ilva non sta provvedendo perché ritiene di non essere il soggetto inquinatore, pur essendo il proprietario del sito. Quindi il discorso amministrativo si deve comunque collegare con il discorso penale. Ecco perché le ordinanze dovrebbero essere studiate meglio da questo punto di vista, perché devono consentire anche la possibilità di accertare, anche per la sua sicurezza personale, il responsabile del sito che sia diverso dal responsabile dell'inquinamento, per non incorrere in abbandono dei rifiuti e obbligo di bonifica, perché adesso con il decreto dei reati ambientali le sanzioni si sono molto inaspettate. Allora, ringraziamo Bartolomeo per il suo ultimo intervento, ringraziamo anche tutti voi per aver partecipato, vi attendiamo sempre più numerosi alle prossime Agorà che faremo, ringraziamo in ordine Virginia